Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COIP. Ben ritrovati in questo primo collegamento video. Si parla di Solidarietà Veneto e allora in diretta sui canali Facebook, YouTube, LinkedIn, sui social, insomma, e anche sul sito internet di Radio Più per parlare di previdenza complementare. Lo facciamo con il direttore di Solidarietà Veneto, Paolo Stefan, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben ritrovato direttore. Eccoci qua, ciao Claudio, a disposizione di tutti gli ascoltatori. Ecco, a disposizione di tutti gli ascoltatori perché lo diciamo fin da adesso, si può interagire, si possono porre delle domande, si può scrivere liberamente in chat su questi argomenti che andiamo a trattare in questo, che è il primo degli appuntamenti con il direttore Stefan, che riguardano appunto la previdenza complementare. E parliamo quest'oggi, direttore, se è d'accordo, di fiscalità. Eh sì, sono giorni importanti questi, si pensa chiaramente alla propria dichiarazione dei redditi, bisogna pagare le tasse, ma Solidarietà Veneto dà anche un modo per pagare meno tasse, punto di domanda, direttore? Eh sì, bisogna, nel senso che, come sappiamo, le tasse non è che siano la cosa più amata dai cittadini, di conseguenza, ma bisogna pagarle, bisogna fare i bravi e assolutamente adempiere ai nostri doveri di cittadini. C'è peraltro un motto che ci portiamo dietro un po' così storicamente come fondo pensione, e il motto, lo slogan è meno tasse, più pensione, e lo utilizziamo proprio perché da sempre la previdenza complementare è supportata da una fiscalità agevolata a diverse altezze, quando si versa, sui rendimenti, quando si incassa, e oggi il tema è di attualità perché ci approssimiamo ai giorni delle dichiarazioni dei redditi, quindi sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come accade ogni anno, riceveremo telefonate da tanti cittadini, iscritti, non iscritti, che ci chiedono come funziona questa roba qui, insomma, ecco. Ecco, allora, come funziona questa roba qui? Se io sottoscrivo una previdenza complementare con Solidarietà Veneto, ho una deducibilità fiscale, vero? Fino a quanto posso risparmiare? E domanda, devo produrre un sacco di carte? Devo fare qualche cosa? Fino a quanto posso risparmiare e come posso farlo, direttore? Sì, allora diciamo, la fiscalità agevolata dei fondi pensione si sviluppa in tre momenti, quindi quello che tu hai toccato, quello della deducibilità, è il primo di questi tre momenti, è il vantaggio fiscale nel momento del versamento. Dopodiché appunto c'è il vantaggio sui rendimenti, sulle rivalutazioni e quello sulle prestazioni. Concentrandoci su questa prima fase, sinceramente quello che noi vorremmo è che la burocrazia fosse minimizzata, e dico proprio in modo molto diretto, la strada migliore per evitare la carta è, se un cittadino, se un lavoratore vuole versare al fondo pensione, è di passare per il tramite della busta paga, perché il lavoratore dipendente che versa per il tramite della busta paga vede praticamente confluire dalla propria busta paga attraverso la certificazione unica dei redditi fino alla dichiarazione dei redditi tutto il flusso informativo e non serve fare niente. Quindi messaggio chiaro per i cittadini, per i lavoratori dipendenti iscritti a Solidarietà Veneto: devo fare qualcosa, devo portare qualche carta in dichiarazione dei redditi? Di norma no, a meno che, c'è un a meno che, tu non abbia fatto dei versamenti volontari ulteriori rispetto alle somme che sono transitate dalla busta paga. E questo in effetti è un caso, seppur minoritario, certamente da non trascurare, perché in particolare lo scorso anno, con la scusa del lockdown, crediamo, c'è stata una esplosione dei versamenti volontari, sia per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, sia per quanto riguarda i soggetti fiscalmente a carico. Allora qui sì, serve fare un po' di attenzione alle carte, diciamo, ecco. Certo, ma versamenti volontari, quindi direttore, vuol dire che io posso versare una cifra in una tantum per avere più soldi della mia pensione? Fino a quanto posso avere di deducibilità fiscale? Sì, è proprio così come dici, quindi ogni anno ciascun iscritto al fondo pensione, ciascun dichiarante, diciamo, può versare al fondo pensione, ai fondi pensione dovremmo dire, perché uno potrebbe averne anche più di uno, noi facciamo il tifo per Solidarietà Veneto, ma come dire, se la vi, ecco, può versare in soglia di deducibilità fino al massimo di 5.164 euro, il che non vuol dire che può versare anche di più, certamente può versare di più, ma finché rimane all'interno di quella soglia gode del vantaggio fiscale, quindi non paga tasse su quella cifra. Come funziona la faccenda? Facciamo un esempio numerico:
ho un reddito lordo annuo nel 2020 di 25.000 euro. Non sono iscritto al fondo pensione? Pago tasse su 25.000 euro. Se sono iscritto al fondo pensione e ci verso nel fondo pensione 1.000 euro, ipotesi, entrano 1.000 euro nel fondo, io pago tasse su 24 e su quei 1.000 non pago nulla, e così funziona finché il versamento rimane entro i 5.164 euro. Attenzione, la cosa non vale solo per il lavoratore dipendente, io potrei versare anche a beneficio di mio figlio, quindi per esempio, se nel mese di dicembre del 2020 ho fatto un versamento di 200 euro, ipotesi, sulla posizione individuale di mio figlio, ecco che in dichiarazione di redditi, quella che si sta presentando adesso, posso portare in deduzione dal mio reddito anche quel bonifico, oppure anche magari il bonifico che ho fatto alla fine dell'anno, sempre sulla mia posizione, di 1.000 euro, perché mi sono detto, boh, siamo arrivati alla fine dell'anno, siccome non potevo andare in giro per negozi a fare shopping perché erano tutti chiusi, Certo. ho risparmiato, che me ne faccio di questi soldi che non rendono niente? Beh, guarda, li verso al fondo pensione, così quantomeno risparmio la tassazione agevolata, risparmio la tassazione IRPEF. E di che cifre stiamo parlando in termini di risparmio fiscale? Beh, se abbiamo a che fare con un lavoratore dipendente che ha una retribuzione mensile, non so, tra i 1.300 e i 1.500 euro, è il nostro iscritto medio, ecco, diciamo, Sì. ogni volta che versa 100 euro al fondo pensione, risparmia la sua aliquota marginale IRPEF, la più alta, cioè in questo caso il 27%, più le addizionali comunali e regionali, quindi mediamente 28,5. Quindi verso 100 risparmio 28,5 euro. Se per caso, se fortunatamente ho un reddito superiore, supero i 28.000 euro annui, allora l'IRPEF dello scaglione più alto sale al 38%, 39 rotti con le addizionali, quindi verso 100 euro risparmio 39. Intuisci naturalmente il vantaggio di un dispositivo di questo tipo, perché naturalmente sono soldi vivi che ti arrivano o direttamente in busta paga, se hai fatto il versamento per il tramite della busta paga, quindi il consiglio di transitare per la busta paga non è solo legato alle carte, è legato anche al momento in cui tu trai beneficio dal versamento stesso, ce l'hai immediatamente in busta paga, mentre se passi per dichiarazione dei redditi, o quindi per versamento individuale tramite bonifico, la restituzione ce l'hai l'anno dopo del fisco nella normalmente busta paga di luglio. Non so se nella rapidità più o meno la cosa è chiara, spero di sì. Assolutamente, direttore. Sono quindi degli strumenti utili anche per pensare al futuro della famiglia, no? Il risparmio chiaramente in questi ultimi mesi è aumentato, complice anche, come ha accennato lei, il calo dei consumi. E allora può essere lo strumento proprio per pensare anche alla propria famiglia, ai propri nipoti. Il vantaggio fiscale è anche quello dei rendimenti, perché si uniscono ambedue le cose, no? Sì, è proprio così. Diciamo, se volessimo distinguere due tipologie, se devo parlare a una persona che ha 55 anni e magari non ha tantissimi anni prima della pensione, probabilmente è interessata Mm. soprattutto al vantaggio fiscale in fase di deduzione e al vantaggio fiscale in fase di prestazione. Ma se devo pagare a un giovane che maturerà, dato il lungo periodo di tempo, anche una quantità rilevante di rendimenti, ecco, lui forse è interessato a risparmiare tasse anche su quei rendimenti. E allora brevemente ricordiamo la questione. Oggi la gran parte dei rendimenti che io posso ottenere dal risparmio tradizionale, dalle rendite finanziarie, come si usa dire, è tassata al 26%, salvo l'eccezione dei titoli di Stato, possiamo dire, che sono tassate le rendite finanziarie, come si dice, i rendimenti di titoli di Stato al 12,5. Purtroppo però oggi i titoli di Stato rendono molto poco, quindi pagare il 12,5 su un interesse molto basso, come dire, c'è poca soddisfazione. Quanto sono tassate invece le rendite, cioè i rendimenti del fondo pensione? Dico rendite in modo improprio, uso il gergo che si usa, sto parlando dei rendimenti, sono tassati al 20%, a meno che non derivino da titoli di Stato. Quindi ho una tassazione più bassa di quella che avrei facendo la stessa operazione di investimento a lungo termine in uno strumento non previdenziale. Di conseguenza, dal punto di vista del risparmio, anche qui c'è un certo vantaggio. Secondo lei, direttore, è sufficiente, diciamo così, è equa questa tassazione sui rendimenti, oppure si potrebbe fare meglio per agevolare anche la previdenza complementare in un futuro, visto che sta prendendo sempre più piede legittimamente, giustamente? Sì, tu stai entrando, mi fai entrare in un dibattito che Eh, da tempo, diciamo, sta nelle discussioni tra chi si occupa di previdenza complementare, cioè
Vorremmo una tassazione sulla previdenza complementare unicamente al momento della prestazione finale, quindi non vorremmo pagare tasse quando si versa, vorremmo l'esenzione dei rendimenti e vorremmo solo la tassazione finale. Certo che sarebbe sicuramente più robusto questo assetto, magari più somigliante anche a modelli operanti in altri paesi europei, però dobbiamo anche dire che la tassazione finale dei fondi, delle prestazioni dei fondi qui in Italia magari è più bassa di quella che registriamo in altri paesi. Per cui per il momento io direi, bene, c'è una tassazione agevolata, soffermiamoci a misurare la forza di questa tassazione agevolata e non andiamo a reclamare qualche cosa di più dallo Stato. Vediamo se arriva. C'è già del buono qui dentro e innanzitutto è bene conoscerlo perché ci sono anche molte persone che purtroppo non conoscendo questi dispositivi rinunciano a delle somme e ci rinunciano magari da tanto tempo. Ecco, direttore, allora ci ha parlato di questa cosa molto utile, no? Il risparmio fiscale, ma allora io penso, una volta che ho versato, che ho fatto tutto il mio percorso e sono arrivato alla fine, finalmente, diciamo così, prendo i miei soldi più gli interessi, logicamente, ma la tassazione quale sarà? Sarà una tassazione importante? Sarà una tassazione minima? Come siamo? All'atto della prestazione, quanto mi viene tolto? La domanda è lecita, nel senso che se poi tutti i vantaggi che hai costruito a monte ti venissero erosi alla fine, insomma, anzi, ogni tanto mi capita di incrociare qualche aderente che mi dice: ma qua non me l'avevano mica detto che c'era questo e quest'altro. Allora, uno dei punti di forza della previdenza complementare italiana, mica solo di Solidarietà Veneto adesso, è proprio la tassazione agevolata al momento della prestazione. Faccio un esempio: lavoratore dipendente che si iscrive e versa il TFR, no? Come è normale che sia. Il TFR, se tenuto in azienda, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quando viene liquidato, paga una tassazione, si dice separata, che comincia da un 23% e sale. Mediamente dicono che sia del 24% in Italia, però dipende anche lì dai redditi. Ad ogni modo, se abbiamo a che fare con il nostro iscritto medio, possiamo ragionare appunto a un livello pari al 23%. Ecco bene, lo stesso TFR, se versato nel fondo pensione, al momento della prestazione finale, cioè quando chiedo al fondo dammi i soldi, lo dico in modo scherzoso, pagami la prestazione in forma di capitale o di rendita, ecco, questa prestazione, questo TFR sarà tassato al massimo al 15%, non Ah, più al 23%, quindi ho già risparmiato un 8%. certo. Non solo, mi riferisco naturalmente alla tassazione dei contributi versati dal 2007 in poi, del resto stiamo parlando a persone, spero, che si iscriveranno da domani mattina in poi alla previdenza complementare, no? Ecco, questa tassazione agevolata, attenzione, si riduce ulteriormente quando l'anzianità nei fondi pensione supera i 15 anni. Quindi immaginiamo che io mi sia iscritto a Solidarietà Veneto nell'anno 2000. Nel 2015 ho maturato 15 anni di anzianità. Ho deciso di cambiare fondo e da Solidarietà Veneto sono andato al fondo Pippo. Poi dopo 5 anni, nel 2015 e nel 2020, sono ritornato a Solidarietà Veneto. Boh, quest'anno ho 21 anni di anzianità a Solidarietà Veneto. Si cumula l'anzianità, no? E sono arrivato alla pensione. Bene, non pagherò il 15%, ma pagherò il 15% meno lo 0,30% per gli anni aggiuntivi rispetto ai 15. Quindi ho 6 anni in più, 0,30% fa 18, 1,8, quindi invece di pagare il 15 pagherò il 13,2 e così via fino al minimo del 9%. Per cui insomma, io credo che mio figlio, che ho iscritto quando aveva 0 anni, pagherà la tassazione del 9%, spero mi ringrazi quantomeno, insomma, dato che gli ho regalato questo vantaggio aggiuntivo. Certo, direttore, allora abbiamo parlato chiaramente di fiscalità assieme anche ai rendimenti, perché le cifre che io risparmiatore accantono a Solidarietà Veneto per la mia previdenza complementare, chiaramente voi li investite. Allora, nei mercati finanziari, allora è un periodo in cui i tassi sono bassi, l'inflazione pare sia destinata a salire, ma insomma lo speriamo e lo chiedo a lei, meno che di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. I rendimenti garantiti, i miei soldi sono garantiti in qualche maniera in questi casi? Sì, allora anche qui, ecco, lancio uno spunto per la prossima puntata, o per, non lo so, fra due, Claudio, ci mettiamo d'accordo. Sì, Vale la certo. pena di approfondire con cura il tema degli investimenti, compreso quello delle garanzie, dei rendimenti attesi, di quanto rischio prendere o non prendere. Non voglio neanche trattarlo in modo frettoloso oggi, però ecco, invito naturalmente
il pubblico che ci ascolta al prossimo appuntamento in cui magari ci prendiamo la calma di trattare con cura questa cosa qui. Posso dire soltanto che come Solidarietà Veneto da sempre prestiamo particolare attenzione ad accompagnare ciascun iscritto nel suo percorso previdenziale in modo tale che scelga bene e con consapevolezza pro e contro della opzione finanziaria a sua disposizione. Certo è chiaro che se mi ritrovo ad essere prossimo alla pensione, quindi vicino alla prestazione finale, al momento di ritiro delle somme, andrò probabilmente a scegliere uno strumento finanziario che abbia poco rischio, sapendo già fin d'ora che in realtà, anche se non dovesse rendere niente, perché vogliamo la massima protezione, in realtà un piccolo rendimento ce l'abbiamo già per il fatto che ogni volta, no, che si va a versare in questo strumento, ottengo il vantaggio fiscale della deducibilità e poi andrò a pagare la tassazione finale ridotta e quindi ho una specie di rendimento, questo sì garantito perché lo paga lo Stato di fatto, dato dalla fiscalità agevolata. Certo, direttore, abbiamo parlato quindi di record di versamenti volontari, no, per quanto riguarda il 2020. Secondo lei è una tendenza che può andare avanti? Questa è la luce anche di come si sta evolvendo la situazione finanziaria e previdenziale in Italia. Secondo me sì, nel senso che non è solo il 2020 che è stato un anno in cui abbiamo registrato molti versamenti volontari più che in passato. Era un trend ormai che si manifestava da qualche anno, lo scorso anno è stato molto più forte, ma crediamo che l'attenzione dei risparmiatori in generale sia crescente rispetto al tema della previdenza complementare. Lo dimostra anche il fatto che pur in un anno scombussolato come quello scorso, quello passato, abbiamo registrato una numerosità, un numero di adesioni praticamente pari al record quasi del 2019, insomma. Direttore, un'ultima domanda me la permette? Lei ha parlato efficacemente e ci ha dato un quadro chiaro di quelli che sono i vantaggi fiscali, ma un ascoltatore che ci ascolta e ci vede con questo e nei prossimi video, potrà eventualmente farsi fare un abito su misura di quella che è la propria situazione? Cioè, scrivo in chat su questo video oppure mi collego con Solidarietà Veneto e ho un quadro di qual è la mia, diciamo così, situazione personale e di conseguenza la migliore soluzione per me per una pensione complementare e per il mio risparmio fiscale migliore? Anche qua credo che ci sia un bello spunto per una puntata futura, la puntata dedicata alla pianificazione previdenziale, cioè al disegnare sulla mappa della nostra vita, del nostro risparmio, il percorso cercando di individuare con sufficiente anticipo le insidie. Magari non le azzeccheremo tutte, ma ecco, crediamo che sia importante oggi per chi si approccia al mondo del lavoro, anche che vede distante ancora il momento della pensione, sia importante pianificare. Faccio sempre la metafora da montanaro, da amante della montagna: non si va a fare un viaggio molto lungo senza aver sotto mano una cartina e senza averla studiata bene, è da incoscienti. Non è certo il fatto di avere a che fare con un percorso molto lungo che ci libera dalla necessità di programmare per bene quello che si sta facendo. Certo, se un giorno ti trovi davanti a un imprevisto, valuterai in che maniera affrontarlo, ma certamente non è un buon approccio quello di andare all'avventura lungo un percorso nel quale già si conoscono dei punti di debolezza che sono legati soprattutto ai temi dell'INPS e del mondo del lavoro. E allora, direttore, abbiamo cominciato anche noi questo lungo viaggio, grazie anche alla sua disponibilità in questa serie di video. Ci ritroveremo chiaramente nella prossima puntata. Invitiamo ancora una volta gli ascoltatori che volessero interagire o porre delle domande a Solidarietà Veneto. C'è una chat alla quale possono rivolgersi e porre i loro interrogativi, oppure chiarimenti o anche spunti magari, vero direttore? Perché ne avremo molti veramente. La ringraziamo molto per queste utili informazioni che ci ha dato e ci ritroviamo quindi alla prossima puntata. Grazie molto al direttore Paolo Stefano. Buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Solidarietà Veneto. Grazie Claudio e buon lavoro anche a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COIP.